Ha seguito con attenzione tutti gli interventi dei consiglieri. Per più di 4 ore ha ascoltato, preso appunti e poi replicato. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha sottolineato nella seconda seduta in cui ha illustrato il programma di governo la centralità dell'Assemblea legislativa. Ha aperto di fatto al dialogo con la minoranza, di cui ha intenzione di accogliere la proposta di legge sui caregiver. Noi nella nostra campagna elettorale non abbiamo mai voluto attaccare nessuno, non abbiamo mai fatto polemica con nessuno. Credo sia opportuno che nelle proposte alte del nostro territorio, nelle proposte che riguardano soprattutto il nostro territorio, ci sia una condivisione, ci possa essere una condivisione. Oggi ho richiesto che si approvi entro 6 mesi la proposta sui caregiver, persone che si prendono cura di un familiare e garantiscono al nostro territorio un servizio fondamentale. È una scelta di civiltà vera e propria che voglio affrontare insieme al Consiglio regionale. Lei ha sottolineato l'importanza della connessione con il Governo nazionale, con il Parlamento nazionale, infatti è anche una delle suddeleghe che ha mantenuto, quindi quanto è importante il Veneto, che sia importante a Roma e che Roma sappia del territorio. Il Veneto deve essere protagonista a livello nazionale e internazionale. Quello che vogliamo costruire è un Veneto che conta nelle scelte nazionali ed internazionali, protagonista in Parlamento, protagonista in ambito governativo, protagonista negli scenari internazionali. Proprio per questo abbiamo previsto delle deleghe specifiche. Noi abbiamo più volte segnalato questa proposta, tra l'altro io ero segretario regionale nel momento in cui questa iniziativa è arrivata nelle sedi regionali. Ovviamente fa parte del percorso legislativo, io sono presidente della giunta regionale, quindi non spetta a me decidere i tempi di eventuale presentazione in consiglio regionale, ed è un tema che riguarda il nostro territorio, ma che dal mio punto di vista ha una competenza di carattere nazionale, come ho più volte ribadito. Si partirà innanzitutto dall'istituzione di un tavolo antiburocrazia. Avevo promesso 2 cose prima della fine dell'anno: il primo l'istituzione dell'assessorato al sociale, il secondo l'apertura di un tavolo di contrasto alla burocrazia. Questa sarà la seconda misura che adotteremo prima della fine dell'anno. Lì diciamo che ci sono anche dei profili di forte illegalità e ho visto anche un'attenzione da parte dei sindaci nei confronti di questo tema. Tra l'altro ho condiviso con il presidente dell'ANCI Mario Conte la necessità di confrontarci con il Ministero dell'Interno per avere strumenti per affrontare questa sfida. Voglio ricordare che la sicurezza e l'ordine pubblico sono competenza esclusiva dello Stato, ma la Regione, per quello che potrà fare, nei limiti di quello che avrà la possibilità di fare, sarà in campo insieme ai sindaci. Io vengo da quel mondo, vengo dal mondo dell'amministrazione locale, quindi sono orgoglioso di poter aiutare i sindaci in qualche modo.